nei cieli oppidoli suo. Alleluia. Cristo Signore mio. Alleluia. 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 Morte di croce di papi. Alleluia. Ora sto cielo risali. Alleluia. Alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro a disegno della creazione, fa che per l'intercessione e l'esempio di San Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ci affidi e riceviamo la ricompensa che ci prometti per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali
selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ed Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschi e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali ha alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, il sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendi salda, Signore, l'opera delle tue e delle nostre mani. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni i tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che li unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l'eredità. Servite il Signore che è Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro:
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ricorre oggi, 1° maggio, la memoria di San Giuseppe Lavoratore. Qui dove ci troviamo oggi, nella località Serai Viola, sorge questa chiesa, parte integrante della parrocchia di Giussagno. Questo edificio sacro, insieme a tutto il borgo omonimo, è posto sotto il patrocinio e l'amorevole custodia del santo che noi ricordiamo oggi. Pertanto qui noi ne celebriamo la solennità che ogni anno, proprio in questi giorni, si allieta e si arricchisce anche di una sagra in suo onore. Quest'anno, a causa delle circostanze presenti, essa non si è potuta tenere, ma confidiamo di poterla organizzare per il prossimo anno e anche per i prossimi, e anche in virtù di questo invochiamo oggi l'aiuto di San Giuseppe, nostro patrono. Correva l'anno 1955, proprio come oggi, quando il Papa Pio XII decise di istituire questa festa che in origine era detta di San Giuseppe Artigiano. L'intento di questa iniziativa da parte del Santo Padre era quello di rimettere al centro la figura di San Giuseppe quale patrono dei lavoratori, degli operai, degli artigiani. In questo modo la Chiesa, insieme con il suo pastore, richiamava i lavoratori e li aiutava a non smarrire il senso cristiano del lavoro, così pienamente incarnato e vissuto nell'umile figura del falegname di Nazareth, chiamato da Dio ad essere il padre putativo, adottivo del suo divino figlio. Una motivazione tra tutte le altre però spingeva il sommo pontefice a istituire la festa liturgica odierna. Questa motivazione la si ritrova nel discorso da lui rivolto proprio il 1° maggio 1955 durante un ritrovo delle Acri in piazza San Pietro in Vaticano. In quell'occasione Papa Pacelli denunciava la presenza di un pensiero distorto sulla festa del lavoro, che allora era legatissimo alla visione marxista della lotta di classe e perciò privo di qualsiasi riferimento a Dio creatore. Così il Papa ricordava che, cito, da lungo tempo, purtroppo, il nemico di Cristo semina zizzania nel popolo italiano, senza incontrare sempre e dappertutto una sufficiente resistenza da parte dei cattolici. Specialmente nel ceto dei lavoratori, esso ha fatto e fa di tutto per diffondere false idee sull'uomo e il mondo, sulla storia, sulla struttura della società e dell'economia. Non è raro il caso in cui l'operaio cattolico, continuava il Papa, per mancanza di una solida formazione religiosa, si trova disarmato quando gli si propongono simili teorie. Non è capace di rispondere e talvolta persino si lascia contaminare dal veleno dell'errore. Pio XII precisava riguardo di queste erronee correnti di pensiero, cito: mossa sempre da motivi religiosi, la Chiesa condannò i vari sistemi del socialismo marxista e li condanna anche oggi come il suo dovere e diritto permanente di preservare gli uomini da correnti e flussi che ne mettono a repentaglio la salvezza eterna. Continuava il Papa, ma la Chiesa non può ignorare o non vedere che l'operaio, nello sforzo di migliorare la sua condizione, si urta contro qualche congegno che, lungi dall'essere conforme alla natura, contrasta con l'ordine di Dio e con lo scopo che Egli ha assegnato per i beni terreni. Queste parole del successore di Pietro
sono quanto mai attuali oggi. E perciò, ripartendo da qui, chiediamoci che cosa significa in particolare l'espressione senso cristiano del lavoro. Si tratta di capire così se ci possa essere una sorta di spiritualità del lavoro. Per prima cosa, per il credente, il lavoro non è l'obiettivo della sua vita, della sua esistenza, quanto piuttosto un mezzo per ottenere la salvezza eterna. Così l'uomo cristiano, possiamo dire, non vive per il lavoro, ma vive in questo mondo come un pellegrino, la cui meta, la meta del suo pellegrinaggio appunto, è il cielo, la vita e la salvezza eterna. Una delle strade privilegiate per arrivarci dunque è il lavoro. Per questo motivo il lavoro non può rappresentare un inciampo che contrasta con l'ordine di Dio. Ecco perché, spiegava allora autorevolmente Pio XII, la Chiesa non deve limitarsi alla richiesta di un più giusto ordine sociale, ma bensì deve, tra le prime cose, assicurare al lavoratore una retta e solida formazione cristiana, sollecitare legislatori e datori di lavoro, indicare principi fondamentali, ovvero riconoscere Cristo come vero e giusto e la sua regalità sulla storia. Avere presente poi il senso cristiano del lavoro per il credente significa anche essere consapevole che lavorare è un modo per partecipare direttamente all'opera creatrice di Dio. Lo dichiara il Santo Papa Giovanni Paolo II nella celebre enciclica che tanti ricorderanno, la famosa Laborem Exercens, da lui scritta nel 1981, quando parlando del Vangelo del lavoro così scrive al numero 26: questa verità, secondo cui mediante il lavoro l'uomo partecipa all'opera di Dio stesso, suo creatore, è stata in modo particolare messa in risalto da Gesù Cristo, quel Gesù del quale molti dei suoi primi uditori a Nazareth rimanevano stupiti e dicevano: donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? Non è costui il carpentiere? Così, grazie al lavoro dell'uomo, la creazione di Dio non riguarda qualcosa del passato, agli albori della storia, come ci ha narrato la prima lettura della liturgia di oggi, ma ci riguarda tutti nel presente, oggi. E possiamo allora affermare che proprio nell'oggi la creazione si ricrea. Non solo il Magistero della Chiesa ha a cuore il lavoro, ma esso è di particolare importanza in tutta la Sacra Scrittura, in tutta la Bibbia. Tanti sono gli esempi che si potrebbero fare in questo senso, ne facciamo solo due. Il primo, nell'Antico Testamento, lo troviamo al Salmo 127, dove si dice: mangerai del lavoro delle tue mani. Oppure nel Nuovo Testamento, dove in generale addirittura Dio stesso è simboleggiato come un lavoratore, con i tratti del vignaiolo, del seminatore e del pastore. Ma è proprio nella figura di San Giuseppe che ci viene indicato un grande esempio per noi. Attraverso la sua opera silenziosa ma provvidenziale, infatti, il nostro santo patrono, con il lavoro delle sue mani, quale carpentiere, assicurò il sostentamento a Gesù bambino e alla Vergine Maria, sua sposa, e così partecipò straordinariamente al disegno della salvezza. Ma anche Gesù stesso, non dimentichiamolo, fu un grande lavoratore, conosciuto come il figlio del falegname. Lo stesso Gesù imparò così il mestiere da Giuseppe, lo esercitò nel nascondimento mentre cresceva, come ci dicono le scritture, in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini, fino all'inizio della sua vita pubblica. Nobilitò quindi in questo modo in maniera enorme il lavoro manuale, il lavoro umano, cosa che in modo particolare il lavoro manuale nel mondo romano in cui
crebbe Gesù era considerato come qualcosa di indegno. Basta leggere a questo riguardo Cicerone, affiancando l'indignità così al lavoro intellettuale e operando anche una elevazione di entrambi. Sempre Gesù, per esempio, esalta lo scriba umile che si fa discepolo del regno dei cieli, e gli Atti degli Apostoli ci ricordano che lui fece e insegnò, lavorò e insegnò. Solo agendo secondo la volontà di Dio, allora da qui si comprende come il lavoratore realizza la sua piena vocazione chiamata, volta prima di tutto a guadagnare, come già abbiamo detto, i beni celesti, che sono l'unico e vero fine ultimo di ogni uomo e di ogni credente. San Giuseppe tutto questo lo comprese, quindi anche in virtù di questo comprendiamo che senso cristiano del lavoro, come terzo aspetto, vuol dire anche che con il lavoro possiamo diventare santi, lì dove ci troviamo quotidianamente, in casa, in fabbrica o nei luoghi che ci vedono protagonisti appunto insieme alla nostra occupazione lavorativa. Questo dunque è l'unico panorama dove si inserisce la solennità di oggi. Vorremmo dire anche noi oggi a tutti voi, fratelli e sorelle, buon primo maggio, ma fatichiamo a dirlo oggi perché il primo maggio di quest'anno è diverso dagli altri. Effettivamente, se ci guardiamo attorno, c'è poco da festeggiare. In Italia, dopo i tanti morti che ci sono stati nelle scorse settimane a causa del coronavirus, oggi ci troviamo invece con centinaia di migliaia di persone che hanno perso il posto di lavoro, che rischiano di perderlo a causa del coronavirus e delle sue infauste conseguenze. Rischiamo nei prossimi mesi una sorta di desertificazione di tutto il sistema produttivo a livello nazionale, con un'ecatombe occupazionale senza precedenti. Eppure possiamo dirlo che non c'è festa senza lavoro. Persone che non dormono più la notte addirittura perché non sanno più quale sarà il loro futuro, non abbiamo più certezze. Noi allora in questa Eucaristia preghiamo insieme con voi e invochiamo San Giuseppe Lavoratore per i nostri governanti, prima di tutto, per le autorità statali, regionali, provinciali e locali, perché predispongano, attivino subito tutti gli aiuti necessari, soprattutto in campo economico, perché nessuno sia lasciato indietro e nessuno sia lasciato solo. Ma preghiamo San Giuseppe Lavoratore anche per la Chiesa oggi, lui che ne è il patrono, perché abbia coscienza la Chiesa dell'importanza di questo problema quanto mai attuale, che rischia in futuro di lasciare con sé una lunga scia di disperazione e di morte, e perché anche la Chiesa continui a collaborare come già fa concretamente per dare una risposta a tutti coloro che sono e saranno nel bisogno, materiale certamente, ma ancora di più e soprattutto spirituale. Cari fratelli e sorelle, San Giuseppe rappresenti per tutti noi uno sprone a seguire il suo santo esempio. Egli infatti, come dice il Santo Papa Paolo VI, è il modello degli umili che il cristianesimo solleva a grandi destini. San Giuseppe è la prova che per essere buoni e autentici seguaci di Cristo non occorrono grandi cose, ma si richiedono solo virtù comuni, umane, semplici, ma vere e autentiche. San Giuseppe prega per noi.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo Dio che sia degnato di scegliere l'uomo, collaborare nel lavoro all'opera della creazione e della redenzione, perché esaudisca le nostre preghiere. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Papa Francesco, il Vescovo Giuseppe e tutta la Chiesa maestra di verità, perché accompagni con la luce del suo insegnamento e del suo servizio ogni cammino per la promozione integrale dell'uomo verso la salvezza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la priorità del nostro tempo sia lo sforzo teso a comprendere il senso e il fine del nostro essere una vera comunità di fratelli, e perché le leggi degli uomini rispecchino sempre il meraviglioso ordine che Dio ha posto nel mondo e contribuiscano all'armonia e alla pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché in questo tempo di grande instabilità e fatica economica e sociale crescano leggi sempre giuste. Il ruolo guida della politica sia a servizio di un'equa retribuzione, favorendo lo spirito del dono, dal più piccolo gesto concreto alla più grande delle scelte, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la solidarietà, che si esprime anzitutto nel sentirsi parte di un'unica comunità e quindi responsabili gli uni degli altri, coinvolga le coscienze e le intelligenze in uno scambio di pensieri e azioni che assicurino lo sviluppo di tutto l'uomo e di tutta l'umanità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Affinché ogni sostegno che sappiamo dare ai più poveri, mettendoci in gioco in prima persona, sia segno di quell'amore con cui Cristo è vicino a ogni uomo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi più presenti, perché consapevoli che le disuguaglianze e le fatiche legate alla crisi economica si curano a partire dal basso, dalla quotidianità, dal nostro modo di gestire e investire il denaro. Sappiamo avere cuore e gesti coraggiosi, sensibili e attenti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, tu hai creato l'uomo a tua immagine e somiglianza e gli hai dato il possesso delle risorse del mondo da te creato. Per intercessione di San Giuseppe Lavoratore, fa che nel pellegrinaggio di questo mondo diveniamo strumenti di giustizia e di pace nell'attesa del compimento dei nuovi cieli e della terra nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue nipote, ma la voce che ti chiama, un altro mare pieno osterà, e sulle rive di ogni ponte le tue reti getterai. Oh, piena vita tua, come Maria ai piedi della croce, e sarai serva di ogni uomo, servo e
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, fonte di ogni bene, guarda i doni che ti presentiamo in ricordo di San Giuseppe e fa che la nostra umile offerta diventi pegno della tua protezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere sempre grazie e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli un uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine Madre di Dio, servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo,
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il tuo promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno conosciuto e lasciato questo mondo. Ti ricordiamo in particolare Lena Giuseppe, Grandis Mario, Gardina Antonio, Lena Maria, Tommaso De Palma, Pablo Mario, i defunti collaboratori e benefattori dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe Lavoratore. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che sei accolti alla tua mensa, fa che nella nostra vita, sull'esempio di San Giuseppe, rendiamo testimonianza al tuo amore e godiamo i frutti della giustizia e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a San Giuseppe scritta dal Papa Leone XIII. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricordiamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portassi al fanciullo Gesù. Riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere d'aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giuseppe Lavoratore, patrono di questa Chiesa, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giuseppe Lavoratore la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda potenti
autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Giuseppe Lavoratore ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, li renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi